C'è chi fa il cuoco, chi fa le pulizie, chi fa il facchino e chi fa il cameriere. Il settore del turismo impegna nella sola provincia di Venezia un esercito di 30.000 persone. Ma dietro il luccichio degli alberghi e dei locali lavorano uomini e donne che spesso lamentano condizioni di precariato e di paghe basse. Le gare di appalto che le fanno al massimo ribasso, dopo le aziende comunque ci vogliono guadagnare e ci guadagnano sulla pelle dei lavoratori, sfruttandoli, togliendoli i diritti, lavorando sotto personale però aumentando i carichi di lavoro. L'utilizzo dei voucher è diventato, invece che un modo per evitare il lavoro nero, un modo per coprire il lavoro nero. Occorre combattere questo nuovo sistema. Questo è il nuovo modo di sfruttare i lavoratori. Non si comprende perché in un settore, ripeto, che con tutte le difficoltà ma si sta riprendendo, non siano disponibili a riconoscere degli aumenti retributivi e dei diritti, che sono quelli del posto di lavoro nei cambi di appalto, per noi molto importanti. Un esercito che è arrivato a Venezia da tutta la regione per manifestare il disagio di un'intera categoria. La prima richiesta è il rinnovo del contratto nazionale, fermo da oltre 3 anni. Chiediamo una dignità, un lavoro con un contratto fisso, con una dignità. Precariato c'è sicuramente, manca comunque personale, dicono che c'è esubero ma non è vero. Hanno diritto tutti i lavoratori delle mense, dei bar, del turismo, degli alberghi che danno il loro contributo, lavorano diligentemente, ad avere un contratto nazionale. Lo sciopero del turismo a Venezia si è fatto sentire, porte sbarrate in quasi tutti i musei cittadini, ma le conseguenze si sono sentite anche altrove, mentre il corteo dei lavoratori sfilava dalla stazione Santa Lucia a Campo San Geremia tra turisti che osservavano incuriositi. Voi state consegnando i volantini sindacali in inglese. Sì, perché Venezia è internazionale. Volete che tutti sappiano la situazione che... Esattamente. Che mestiere fa? Io sono in mobilità in questo momento.